Ben ritrovati ad AgriNews, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizo e ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Life Beware sono stati presentati i risultati finali dell'importante progetto europeo che ha visto tra i protagonisti anche Veneto Agricoltura. In particolare sono stati presentati i risultati ottenuti a partire dal 2018 da questa importante iniziativa che ha interessato una parte del territorio vicentino, in particolare i comuni di Sant'Orso e Marano Vicentino. I risultati sono stati presentati in un evento che si è svolto a cavallo tra fine maggio e inizi di giugno nella splendida cornice di Villa Rossi a Sant'Orso. Il progetto ha visto la realizzazione di alcune importanti opere per la gestione delle acque meteoriche in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici, che sempre più spesso significa abbondanti precipitazioni in breve tempo con conseguente rischio di alluvioni. Stiamo parlando di bacini idrici per uso agricolo, giardini pluviali, pozzi drenanti, cisterne di raccolta dell'acqua piovana, canali di gronda, opere realizzate sul territorio vicentino che rappresentano però delle buone pratiche replicabili anche a livello europeo. E adesso vi parliamo di come mettere in protezione i frutteti dalle grandinate improvvise, in particolare con le reti di protezione e con l'assicurazione per gli impianti. Una grandinata importante in cui abbiamo frutti che ormai una volta colpiti sono da buttare. Oltre a questo possiamo vedere per terra il danno, perché ieri abbiamo fatto un primo stacco, la quantità di albicocche che è da buttare. Praticamente qua siamo nell'ordine dell'80% perché eravamo proprio vicino alla raccolta. Le grandinate violente sono fenomeni frequenti ed una soluzione per proteggere il raccolto sono gli impianti delle reti se si vogliono evitare assicurazioni molto costose. All'azienda sperimentale Sasserami di Veneto Agricoltura di Ceregnano in provincia di Rovigo ci sono cultivar di albicocche senza protezione e con reti antigrandine, proprio per studiare gli effetti diversi sul frutto. Il suo funzionamento è fatto quello di, attraverso una rete sostenuta da una struttura in pali, in questo caso in cemento, che permette la protezione, totale della pianta in maniera tale da evitare i danni della grandine. In questo caso il frutto risulta perfettamente intonso, quindi con tutte le sue caratteristiche non colpito. La sperimentazione aiuta a capire come strutturare gli impianti e le cultivar in corrispondenza dei mutamenti climatici. In questo caso la biodiversità noi la possiamo provare in tutto l'appestamento, ma proviamo anche una biodiversità seconda anche non solo caratterizzante delle cultivar che noi abbiamo, ma anche per quel che riguarda il tipo di struttura, perché infatti in questa azienda non sperimentiamo solamente le diverse cultivar che abbiamo, ma anche le diverse tipologie di rete che noi che possiamo installare. 304.000 euro destinati alla realizzazione di boschi di pianura e boschi periurbani. È partita l'istruttoria del bando I boschi di pianura di cui si occuperà Veneto Agricoltura in tutte le sue fasi dell'istruttoria, a partire dalla selezione delle domande fino alla valutazione dei progetti. Il nuovo bando della Regione Veneto si rivolge a pubbliche amministrazioni, consorzi di bonifica, associazioni e fondazioni non aventi caratteri di impresa e ha come obiettivo quello di rimediare almeno in parte alla perdita di questi straordinari ambienti di pianura ricchi di biodiversità largamente diffusi in passato nella nostra pianura. Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo legate ai nostri campi a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di protezione e prevenzione ambientale del Veneto. Il tempo, per lo più soleggiato, alternato a qualche pioggia e un temporaneo calo termico verso la metà della settimana scorsa, ha permesso alle colture di procedere con uno sviluppo della vegetazione veloce e regolare, che in alcuni casi ha mostrato un anticipo di 3-5 giorni rispetto alla norma. In previsione, le temperature dopo un temporaneo lieve calo a inizio settimana tenderanno ad aumentare, riportandosi su valori un po' sopra le medie stagionali. Per le precipitazioni, dopo un'iniziale fase di variabilità, non si prevedono ulteriori episodi significativi e pertanto le piogge complessive rimarranno inferiori a quanto avviene di norma in questa parte centrale di giugno. Dalla terra alla tavola, come sempre, diamo spazio al nostro chef Alessandro Mazzone.
Oggi andiamo a presentare una ricetta delle nonne con un prodotto di scarto che però una volta le nostre nonne utilizzavano in maniera molto parsimoniosa. Parliamo dei fiori di zucchina ripieni. Andrà pastellato, riempito con della ricotta e delle acciughe, un po' di basilico, acqua, farina e birra, per poi portarlo direttamente in olio bollente. Nel frattempo avremo preparato questa chutney cucinando i peperoni e le fragole insieme, unendo un pizzico di aceto, dello zucchero e un pizzico di cipolla, frulliamo il tutto e andiamo ad impiattare. Oggi andiamo a abbinare un prodotto della grandissima eccellenza italiana, in particolare padovana. Presentiamo oggi questo champagne dosaggio zero che viene prodotto in terreni di proprietà che si trovano a cavallo tra due eccellenze mondiali che sono Ceylon e Krug. Grazie a tutti per l'attenzione, AgriNews torna nella prossima puntata.